taccones li abbiamo fatti con l'anguilla e gli asparagi selvatici. Abbiamo fatto la lavorazione, abbiamo fatto un brodo di anguilla cuocendo l'anguilla in umido, abbiamo fatto andare l'anguilla con del cipollotto fresco e poi l'abbiamo sfumato con della vernaccia di Oristano. L'abbiamo fatta cuocere per bene, poi l'abbiamo spinata e abbiamo fatto, diciamo, un sugo, un brodetto di anguilla. Allora, con gli scarti degli asparagi abbiamo fatto il primo brodo che andremo, diciamo, a allungare il brodo dell'anguilla, andremo a aiutare per dare il sapore dell'asparago. In mantecazione metteremo gli asparagi già precedentemente cotti insieme all'anguilla e ai taccone. Stranamente, leggendo le pagine della storia, ho ritrovato in Dante un papa condannato in purgatorio perché era tanto ghiotto delle anguille che in una cena ne ha mangiata così tanta che è morto mangiando anguille, e lui per questo lo condanna ad espiare la pena in purgatorio. Dice addirittura, dà indicazioni su come fosse la ricetta, perché dice anguille con vernaccia e alloro. Io dico la vernaccia sicuramente era sarda, anche se in Italia di vernacce ne abbiamo 4, la vernaccia di Oristano, la vernaccia di Serrapatrona, non mi ricordo bene tutti i nomi delle vernacce, ma sicuramente era sarda perché dai testi di Columella del I secolo d.C. dice che vernaccia deriva da vernacula, cioè da vino nato nel luogo, e quindi oggi degusteremo queste preparazioni.